Voglio, penso che ce l'ha già fatto, voglio, ma sto facendo burdelli pazzi, ma dai, che voglio, non ho mai fatto talmente casino per fare scimmie live. Spero che mi sentite, voglio, facetemi sapere se mi state sentendo, se mi vedete, perché ha avuto problemi con quella fare scimmie webcam e merda. Ma volevo fare una cosa buona, non stasera, volevo fare una cosa buona, volevo mettere la webcam in HD che io tenevo vicino a chi lucessi computer mi fisso. Oggi mi sono là vicino, tutto collegato, tutto a posto, dai, fatti il prova, per come si vedeva la live, all'anime di destra, vecchia, la Jimmy non si vedeva manco un cazzo, non si sentiva, ci ha fatto una figura in merda, vabbè. Voglio dire, è mai successa una cosa che si, ma per fare una cosa buona, ma c'è che cazzo prima, ci metti vicino a sta cessi webcam che comunque più ci non mi appendo, come faccio a fare? Comunque, voglio confermatemi se mi vedete perché non volesse che sto parlando soli e niente, poi che prepundi con me aspetta, ma è uscito qualcuno che fa Facebook a posto, esce a sta fa maronna, fa mucca, chi da sta vecchia. Ma magari voglio, non è mai successo, poi sono uno preciso, no? Quando faccio la domanda con Fred, mi dispiace che giustamente avete dovuto aspettare, ma hanno poco scosso. Vabbè, comunque stiamo a posto, voglio alla grande, voglio bene, abbiamo fatto un belli 20 minuti di ritardo proprio a casa Caruto proprio originale, però ci siamo, dai, siamo qui, ce l'abbiamo fatta. E cominciamo subito a proposito di case cadute, come al solito, ogni lunedì, stasera sto brillando, io sto mi sento poco brillante. Poi saluto, saluto a tutti quelli là che mi scrivono, no? Quelli là che veramente io non posso fare altro che confermare la loro casa cadutaggine, perché non hanno capito come hanno scritto un po' a su cazzo YouTube per si fare salutare, niente, loro non vogliono capire, ci piace proprio questo fatto e mi scrivo a Facebook, saluta, mi saluta, dopo con chi saluta, e vabbè, Ciro Piccirillo, che ha detto che stasera sa povera live, quindi sa la roppa e lo saluto. Poi Tony Fortici, che veramente una casa caruta, perché ha detto vicino a me addirittura scritto a Facebook, poi Fabri, salutami e dici che io sono un grande bazzellettiere. Capo Tony Fortici, che mi stesso non so a dire live, scrive che so, vabbè, comunque, poi ci sta Paghi Serpini, Carlo Viesti, Nicola Viscito, questo è bello che è un nome Viscito, che fa immagino serpente, oh, però sarà un buon uomo, ok? Michele 5, Francesco Vitiello, Angelo Mazzella, Antonio Adornetto, Massimiliano Marra lo saluto veramente perché Massimiliano Marra non è cazzo di commentare, Massimiliano Marra sarà veramente una grande casa caruta proprio a livello mio secondo me perché nella sua proprio su a su cosa non è capace mai di riuscire a commentare poi se sta in Germania pure io nel senso che chissà che cazzo di compito te narrare non lo so Massimiliano comunque non riesce a commentare vabbè, comunque Massimiliano non farebbe parte di questa lista delle case cadute, invece, però comunque lo saluto lo stesso, purtroppo oggi scritto camminare, ma non ti preoccupare una casa caduta, e Giuseppe Catania, che sei qua. Mi salutate a tutto quanto a posto, ma per chi ci sta collegato, oggi spero che aspetta, qualcuno sta scendendo a Facebook, voglio che dice, a posto ti vedo, si vede, si sente, mo stai tranquillo, grande Marco Bove, a posto, allora, mo voglio chi ci sta collegato, Michele Menna, Mister Games, Francesco Cinquegrana, Luigi De Biase, poi c'è un fa blef, stavolta no, voglio stavolta c'è Verim, Alessio Enigma, sono le 2.47, alle mi ha scusato, ma chi la faceva, chi la cazzo webcam e me, Forza Azzurri, grandissimo Forza Azzurri, Mattia Seve, Cero stasera si è vista la tua solita prova di casa caruta e caccia voglio, ma dai, ti volevo fare una cosa buona, mi dovete dire, volevo fare una cosa buona, ma l'anime chi devi, ma poi dici, vabbè, tu fai cosa a vola, no, da ieri, voglio, mi dovete dire, da ieri, insieme a mia moglie, sto trovando che la cazzo, come se vedeva un amore, tutto a posto, cioè, tu mi hai schiattato pure un po' di punto nero, perché neanche di cose, stavo un punto nero in faccia, cose, ma era fatta a capo, cioè, mi sembra un po' più, diciamo, imbellendo, no? E invece no, a fanbox, me la sulla telecamera in merda, già voglio. Vabbè, comunque, chi ci sta collegato? Mattia Seva, Gis, Raffaele Pannu, Mauro Lepore, grande Mauro, voglio che oggi Mauro Lepore è venuto oggi a darci una mano, perché abbiamo fatto una candid che non so se è completa o no, che facciamo aprire le immagini, si sono venute buone, ecco, lo ringrazio che oggi è venuto e ci ha dato una mano. Poi chi c'è stato più? Raffaele Pannone, già, solo Napoli Channel, Carnacchi, 79, Carnacchi è una vita che non sente più, Luigi De Biase, Valentina Catanzaro, grandissima, c'era a parturire questa live, no, è vero, è stato quasi un parto questa live, si può definire, vabbè, però stasera vi dico una cosa, mo abbiamo fatto un po' tardi, però faremo anche un po' più tardi, la finiremo un po' dopo, ovviamente, non è che la finiremo 10 e mezzo, la prolungiamo pure stasera perché sto proprio igiene stasera, è pure una giovuta, non è che ho bevuto chissà che cosa, ci piace un caffè di più stasera sto te saltato. Gianni Omega, buonasera Fabri, grande Gianni.
G-Game, c'ero, ha visto, manca a fare la posa, c'ero, ha visto, bevo troppo vino la sera, che succede? Giuro che veramente non ho bevuto vino, ed è una settimana che non mi bevono pochi vini, perché poi mi bevo un vino, che sta passando ubriaco, è raro che mi bevo un po' di e, se bevo troppo vino la sera, che succede? Non sai manco, c'ho appicciato diretta live, ma si proprio un Roberto Carlini, sì, e Salvo Sibillo, grandissimo, che anche lui oggi è venuto a darci una mano per fare sta candidate che poi vedrete. Magari sto parlando di tipo che boy, dice che poi, ha detto che boy, magari è inglese, boy, poi pare poco l'Inghilterra, no? Parlano vabbè, con questa cosa. E chissà, sa possibilità, Mauro sarà la webcam dei cinesi, ma non è la webcam, io la facessi sorriso, come ci fa sedere su. È una webcam che io già l'ho detto una volta, ci paga 30 euro, ma cacchi tempi, forse mi hanno fatto questo, ma l'ho pagata 30 euro all'epoca, stiamo parlando di 3 anni fa, comunque 30 euro, e 2 anni fa, erano già un po' diversi dai 30 euro di oggi. E però cioè, fa sapere buono uso, però non lo so perché, non lo so, come sapere, ma faccio lo zacchio, va, Luigi De Biase, ho fatto parte, Antonio Catone, Furi Furi, chiamiamolo come un concerto, che questo commenti 100 anni fa, Valentina Catanzaro, facciamo il coro Casa Catone, ma io sto commenti vecchi, io vacanze perché sto commenti proprio i vecchi, si vede, ci si sente, vabbè, di questo ciuffo, Forza Azzurri, ma chi lo ciuffo mi purtroppo va così, va a birra, non è che lo faccio, cioè io ci provo che mi fai capire, ma io non so assai capirlo mio, quindi io cioè, cerco col fono di fare delle prodezze, che hai detto quando io c'ero finalmente, ci capissi, aspettando proprio, si proprio come cano, Fabri si è una trumbetta sfiatato, no? Salvo si bilacito, Fabri si è una trumbetta sfiatato, io mo vi dico questa cosa, la spiego quando ci possiamo fare, io appena è cominciata la live, no? Ciò che se Ren è come è scappato un video, speriamo che non ha sentito, no? Però se non avete sentito, mo sto dicendo, allora chi stai, salvo si bilacito, Fabri si è una trumbetta sfiatato, io pensavo che hai detto Fabri hai fatto una trombetta sfiatata, pensavo che era subito un video che hai fatto all'inizio con la GT, ma hai fatto un video, ma mi è scappato, è una cosa così lieve. Cioè, quando si viene qui sfizza, sì, perché ogni tanto mi piace a vedere, però come cazzo si fa a vedere, scusa, io stasera voglio sotto un baccano, 65 minuti stasera, magari, perché chi l'è venuto a cadere là, perciò secondo me nelle scorse live ci sono poco meno persone, perché si facendo squadra antimafia là a cadere, capo chi cazzo siamo, visto? Comunque penso che voi ve lo vedevate, perché per i fatto quando si viene a brigare non fa Facebook su fatti calcare, vabbè. Comunque ti sentiamo, sì, a sta Famaron, si sente, si vede tutto a posto, è bene, ma meno male che era nuovo, sì, mi sta sfruttando anche tutto, sta facendo web. Allora, Thomas Prestire, un caffè ti fai bombolò, poi è bello il fatto perché se ne è la prima volta, parecchi volte mi scrivono, ma che tu ti fai bombolò, io mi fumo anche sigarette, cioè, io con chi mi conosce lo sa, che io mi fumo anche sigarette, mi faccio il bombolò, cioè, poi c'è chi ti fa sigarette, buffa il bombolò, no, ma quali bomboloni? Ma manchi i bomboloni là, a mo' c'è l'MD fa su. Allora, aspetta, voglio vedere, aggiungo un po' non so che i commenti. Le tecniche, giustamente c'era a mettere colpa di Roberto Carlino che non ha fatto funzionare la webcam, ma chi porta se cioè che lo stanno annumerando poco da passare, allora chi lo va frega, no? E poi butta un po' di seccia verso di noi. Allora sta. Scelta. Luigi De Biase, ma questi zanzare, sto fatto di zanzare, ti ha chiamato morso in culo, veramente mi ha chiamato morso in culo, non sto scherzando, ma questa è una cosa fresca, Ti è successo prima, non so quando, ti posso zanzare, voglio, non hanno proprio pietà, a coppa cazzone, tranne i morsi, ma c'è di un cazzone, e loro tranne i morsi, io non so come fa, tenni i trapani, si cagnano il lago, si mettono il lago che sfonda, no? Non lo so, come mi hanno dato il morso in culo. Come se non bastasse, mi hanno dato pure, vabbè, che sei un po' più vecchio, un morso un po' lato, non la panza, caga, ma girattate, e praticamente lei più ora, ma poi si è fatta una cicatrice, ma poi zanzare a novembre, con questa è la novità di quest'anno, zanzare a novembre, è un film, pare su questo film. Vabbè, comunque, vabbè, capi che proprio che quando andiamo a casa Caruso, poi c'è un commento su quale poter ragionare, cioè che si parla solo di casa Caruso. Carnacchi 79 ha ragione, non mi sono fatto io da tanto, ho avuto da fare, sì, mi accorgo poi quando c'è stato, non ci sta, chi ci sta, chi non ci sta, oramai mi ha imparato a memoria. Su attraverso Giulietta, aspetta, ma bascia. Oh, ma cazzo no, salutami, sono Checco Mike Casa Caruso, sì, Checco Mike già è più salutabile, diciamo, rispetto a sto cazzo no, magari mi questa CTX, Rabc, IT, cioè, frate, ma tu veramente setta a codice fiscale.
Ehm, tu quando casa Caruto mi state scrivendo cose? Allora, Lorenzo Migliaccio, Cero, mi avevi promesso che mi salutavi. Lorenzo Migliaccio, sto salutando, a mo' tempo. Michele Minnacero, non hai mai visto la pubblicità della lotteria Vinci la casa? Se mi sbaglio, che la là che li cartoni animati che fanno Vinci casa, Vinci una cosa che sta con una canzoncella che mi spostano, che la, che lei, che non so se è quella là, però boh, fammi sapere perché non ci capisco. Se che la lasci pure, però non la vedi più. Allora, non in estate volevo fare la parodia di sta pubblicità, però non la visto più. Vinci casa, una cosa che è una canzone, vabbè. Mattia Sepe, sono uno dei pochi veterani nelle tue live, c'è qualcuno dietro la porta, perché no, questo l'avevo letto prima, questo commento che hai fatto tu Mattia Sepe, nel link precedente nella live che hai zumbato, sì, sì, un veterano perché questa cosa chi c'è dietro la porta è una cosa che era dell'anno scorso quando faceva la live in tassa a me e quindi mi sfruttivo quattro la porta, prima penso che già lo sapete, penso qualcosa. Solo tu, Luigi De Biasi, solo tu puoi pigliare i corsi zanzara a novembre, ma se sei l'unica casa caruta, non può fare tre case carute a pigliare un corso in culo. Ma noi penso che pure lui ha un corso in culo in Davide vostro. Solo che a novembre, pigliare un corso in culo a novembre è una cosa abbastanza rara, perché uno a novembre non è che sta con culo a fuori, voglio capire che in estate non sta cambiando cosa, ogni tanto come può capire un bel morso in culo, però allora andiamo dietro perché sto saltando veramente addirittura Alterio 91 c'era un saluto da Stoccarda, io visto secondo me veramente sarà pianuto, però fa sempre piacere leggere queste cose da Stoccarda, ma poi a girare sta nuova per esempio mi ha scritto, anzi colgo l'occasione per salutarlo a Barico Dum si chiama, che sta in Svezia, c'ero visto un di Svezia, sì, ma questa è una cosa proprio assurda, in Svezia, non lo so, poi dico, ma questo, perché è napoletano ovviamente non è che è svedese, se non capisco anche però è una soddisfazione, cioè, tra la Svezia con questo mezzo potente che è internet, che è una cosa assurda, che ti fa seguire la gente, per esempio, bello, che poi non sanno a Napoli, magari sanno a Svezia, no, però è sfiziosa questa cosa, vabbè, comunque. A scuola si veste meglio borsa che nata cosa. Eh sì, sì, meglio morse che nata cosa, non c'è per quale che la cosa, però. A Baghis giustamente Francesco Romano dice Barbara D'Urso è una seccia che cammina, potrebbe essere anche il Barbara D'Urso la seccia, non è, noi ci pigliamo sempre Roberto Carlini, però effettivamente anche Barbara D'Urso io la nomino spesso, soprattutto la domenica, gli faccio sempre un augurio su Facebook, quindi può essere pure c'è un nominato e ci ha fatto zumba la live. Allora, aspetta, volevo leggere un qualsiasi commento. Ah, Cacio Niflex si chiama. Cosa ne pensi dell'importunio di Lorenzo? Insigne, mi dispiace, oggi mi dispiace che ovviamente si dispiace, ma oggi quando poi erano tre partite consecutive, mo sei infortunato, veramente, questa è la vera sfortuna. Cosa meno che sta allora, questa stasera su allora, Sivero Fabio, Sivero Fabio, c'è una cosa sempre casa caruta dall'argomento. Allora, Sivero Fabio, scusa, mi voglio stasera veramente sto proprio che non riesco manca a mettere un ritmo o passo cosa leggermente. Aspetta, Simona ragazza stiva, questo momento. Ah, boh, da tomba, perché mi diceva troppo vicino tu. Francesco 5 grana, buonasera, c'ero, non hai condiviso video che ti mandai, sì, una casa caruta. Francesco 5 grana, quale video è? Quale video è? Che non ho condiviso. Si vero Fabio, se essere una casa caruta fosse un mestiere, Fabrizio un soldo ne si vogliono affaticare, ma fosse uno dei più grandi imprenditori mondiali, ma oggi, veramente, ma da credere, io pazzesco, no, questo fatto di casa caruta, però mi dovete credere, se volesse essere serio, no? Non passa cosa, ci provo a essere serio, ma è difficile. Però, oggi ma quanta casa caruta qui ci stanno? Ma non lo so perché mi capitano tutte nel mio, cioè, non lo so, magari pure a voi, però proprio durante le mie giornate, cioè, c'è questa telecamera in fronte a me, per far capire quanta casa caruta che io vedo con lui, mica conosco, che ha già che fa. Cioè, non lo so, perché non lo so se moltiplicano, stanno a diventare più, poi casa caruta poi proprio veramente a go go ci stanno tutto a casa, io vi posso raccontare tanti coppie, tengo paura a consigliare e già si stava parlando, ma oggi ma quanta casa caruta, quanti ce ne sono, che non hai idea, più di quanto uno possa immaginare. Pasquale Serpini, vieni da più per sì, una casa caruta, per amici, stasera è tutto sulle case cadute. Questa è una puntata proprio sulle case. Voglio acchiappare un commento, voglio acchiappare un commento, non c'è sta shit casa caduta, è difficile. Michele Menna, ci piacerebbe di partecipare con noi alla crisi settiva, aggiungimi su Facebook. Ah, Michele, ma io l'ho già vista, mi sono scusato, scusami di risponderti,
però non so più davvero il canale vostro, ma voi ci dicete sensate, esagerato, ma con tutti i rispetti, ma ci dicete sensate, ma peggio di noi, ma ci sono proprio cose proprio, e poi pensavo che facevo anche video a YouTube, facevo solo video a Facebook, facevo dei video piccoli, cose, caso qua, per carità, potremmo fare qualcosa insieme, però, mi pensavo che era un canale, io non facevo qualcosa, che ne sai, diverso, però io facevo gli stessi, facevo noi, quindi alla fine chi è che è stato? Poi c'era Thomas Presti, c'era quello con la pezzola, è stato un maniaco. Disagiati on the road che si chiama, e tu per 20 milioni di euro prendessi in culo la grandissima, voglio, ma poi penso che pigliassimo tu. Allora, oh, bellissimo, mi piace Michele Spaziano Casa Caruta Men, promesso non leggevo più le cose che lo sta scritto Casa Caruta, però questo è per Casa Caruta Men, potrebbe essere un personaggio diciamo, supereroe. Aspetta un attimo. Ah, Afri Channel, un indizio sul prossimo video che farete. Bravo, mi è piaciuto. In pratica, lo sto facendo oggi, no? Vabbè, una candid, non dico solo che c'è, lo dicessi pure, però è meglio che un po' di perché poi rovina la sorpresa, perché non so vero, no? Comunque alla fine una candid camera. Una candid che stiamo facendo, niente, forse l'hanno pure fornuto, oppure a scendere una per fare altre immagini, poi più o meno siamo lì, però comunque la verità è che cazzo, è una cosa che però voglio farci, cioè, no, sono inana capato, voglio, non lo so, lo dico stasera qui, lo dico qui, lo nego, sono inana capato con questa bella parodia. Ma non lo so, lo dico qui perché ieri sono proprio ispirato, però può essere pure che rimane mai non me lo fotte più, però volessi fare qualche parodia di qualche canzone, mi manca un po' fare una parodia di qualche canzone, però non fare qualche canzone nuova, perché voglio queste canzoni nuove, body machine, che ci fai, però qualche canzone un po' più estivo, ci sono 12 canzoni estive che qualcosa si può fare, nemmeno poco, vabbè. Comunque, però prima fa anche altri tipi di video, non solo queste cose qua, perché poi stiamo sempre a pensare a stronzare, quindi a male solo qua la mamma. Il Cacio Niflec, c'era, ma avete pure che fine ha fatto? È bella domanda pure questa qua, no? Avete pure la chiamata prima, io stavo poco ispirato. Ogni volta ci dico l'uno dice, allora avete qua, tiene che poi sì, no, io non sono ispirato, non mi dice niente, ma non mi viene, sai, giusto? In crisi di aspirazione, in crisi di ispirazione, quindi sta un po' in crisi di ispirazione, niente, voglio, quando sarà un po' più qualche cosa a ricevere, cosa, ben volentieri, basta che mo dico, faccio vedere sin da live a volo a fare grande questo. Allora, chissà, sempre fuori la pizza, aspetta, voglio vedere, chissà, poi ciao Frank, proprio ci una casa caruta, proprio per Giris non c'è, sta. Ah, è stata voce, ero pure Zuniga che sta infortunato, ma Zuniga quando mi è stato buono, dimmelo tu, avrai guardato 4 partite quando sei infortunata l'anno che beh. Salvatore Romano dice Giorgio Capocci, io so a chi Giorgio lui giustamente ha dedicato questa cosa, però non voglio dire di più, non voglio dire il cognome. Ah, ok, noi Lorenzo Migliaccio, saluto a Cerone e a tutti dalla Svezia, era lui, Lorenzo Migliaccio, che da Jitsu fatto, non so se mi stavi sentendo, ma prima ti ho salutato, che tu ci segui dalla Svezia, e mi fa piacere, non mi ricordavo il nome però, Lorenzo Migliaccio, non mi ricordo. Ehm, Antonia Mennillo, grande Antonio, scusami, è la prima volta che cioè, ci castigo guardando la live, ma non era visto manco un commento. Questo è il primo che leggo. Scrive una voto perché non l'hai letto e voglio farti notare il mio disagio. Ho detto che mentre aspettavo che iniziasse la live stavo giocando e non mi ero accorto che è iniziata già da 2 minuti. Se poi dici che io metto tengo fino a tavola perché scusa, cioè come stavi giocando e non ti eri accorto che è iniziata da 2 minuti. Eppure riparlo, cioè a Luca no, teneva la voce calata, non lo so. Comunque, scusa, non l'ho letto prima, è la prima volta che mi sta avanti agli occhi. Giorgio è una cappella, che sta Salvatore Romano, che sta dicendo Paolo con Giorgio. Cioè, praticamente tu fai, si stai a vedere la live, che sta live solo per pigliare parola a Giorgio, Salvatore Romano. C'è Salvatore Romano, che ritorni del grande Salvatore Romano, c'ero soprattutto a 69 spettatori, questo è vero, però non volesse essere una casa caduta, ma si mi spurca addirittura, però te miseria, giusto? Anzi, minimo ci abbiamo contato 2 anni fa, te va a sputare in faccia, quando ci abbiamo contato 2 anni fa, vabbè, comunque. Addirittura Alberto Di Siero, saluti da Genova, che piove sempre, casa caduta a tutto quasi, Genova piove sempre, mi spiace, ci sono la Tarandella a Genova. Mauro Levore gol di Rafael dalla porta, perché questa è una cosa che sappiamo solo gli istrici, che oggi stiamo facendo video, diciamo, non so. Francesco Cinquecrana, comunque era la pubblicità di Win for Life, quella che dici tu, hai ragione, Win for Life, fatta casi, mi avrei pensato la pubblicità appunto di, sì, era Win for Life, faceva, no, era pure interessante, che faceva questo fatto vinci casa, no? Faceva, cioè, giustamente è uscito questo concorso vinci casa, allora uno dice, ma che vince una casa? Cioè, giustamente, ma vince.
Però uno sa, dice, ma uno si faceva la domanda, dice, ma che cazzo me lo fotta? Però sa, uno ci pensa, e comunque gli spiega, no, cioè, che tu se vinci questo vinci casa, praticamente ti danno, daranno proprio, cioè tu c'hai 2 anni di tempo per decidere di una casa, a tu accattare una casa, cioè ti 2 anni di tempo per accattare una casa. Poi non ci capito quando, scusa, ma tutte le case che tu puoi accattare, non ci capito se c'è una cifra, un massimale, che tu per esempio puoi spendere 1 milione di euro, oppure puoi spendere 500, non ci capito. Però gli lo spiegavano un po' in questa pubblicità, che c'è una cosa buona, perché chi le vinci casa, ma tu giustamente non si fa delle domande. Ah, boh, che è qua? Ah, G-Game, che live avevo fatto la porta è quello della tua mamma. Sì, non mi ricordo mo con numeri quale puntata è, però è una puntata che te la sette mamma bella e buona, c'è la pasta e fasuna, così, che giustamente non sapeva che stai parlando con voi, e figure in me, 50 persone, vabbè, ci sta. Allora, amici sono infortunati, questa da città, non ci io come si infortuna, un dolietto, io non gioco, ma vabbè, sotto la doccia, non so, sciuli, Luigi De Biasi, da parte mia sorella Roberta, quando lo farai il prossimo raduno ti saluta, salutami a Roberta, Roberta De Biasi, ma ricordo perché la tengo pure un po' a Facebook che mi ha mandato pure il video, mi ha suggerito, mo, se non sbaglio, penso che sia lei, comunque Roberta De Biasi, mi ha suggerito, fatta, perché mi fai sta pubblicità l'iPhone 6, là, ha già fatto pure ciao, lo dico, ha fatto non so come c'è a me i posti, video di pubblicità, così, sì, video di pubblicità si chiama. E no, me la suggerite, quindi la ringrazio Roberto. No, il prossimo raduno non sa, il prossimo raduno non sa, c'è se voglio, poi ci pensa, però mo è vierno, voglio, secondo me voi state un po' chi vasco, chi fa di cose, capisci? Secondo me il raduno è una cosa da fare, e secondo me sa da fare voglio quando c'è una vera, no? Che belle giornate, quando si trova sfizzi pure a Savarego, perché qua bello e buono organizziamo un raduno a finire a Cio con Google, cioè, mo giocare una cosa, cioè, è brutto, no? È viernes, è poco triste. Venimmo un po' più là, ti pare una vera, come prima un po', non lo so, poi tu non puoi mai dire mai. Comunque li organizzeremo, la voglio organizzare. Perché è stato bello, quello che abbiamo fatto a settembre è stato bello. Oggi stiamo quasi per piove, però faceva cavolo, stiamo pure, mi sa. Allora, fammi abbasci, Giorgio Insalata, che sta, ce la voce. Giustamente Thomas Prestieri, c'ero tutti vogliono farti salutare, a me fanno bonifico, bello Thomas, veramente si è cascata proprio con un puzzato di fame come me che non c'ha una vita. Allora, aspetta un attimo, un po' la monda per 20 minuti per nessuno, 10 minuti sì, poi sta usando ancora anche lui. Allora, Dario Tabasco, ciao Cielo, sei sempre un grande Dario che dalla Svizzera, che su saccio veramente che se ne è assoluto, perché Dario mo dice che stava in Svizzera, penso che sta ancora in Svizzera. Mario Rannello, saluto da Pisa e ti segue anche da qui. Ma grande Mario, veramente a me mi fa sempre emozionare quando mi scrivo Mario, perché Mario è un amico mio, abbiamo fatto teatro insieme, ho occupato la città e mo sta a Pisa, giustamente. Mario sta a Pisa perché ha avuto un bello posto di lavoro, l'hanno chiamato, ha vinto il concorso Mario, perché Mario voglio non è una casa caduta, io voglio bene, vi chiamo case cadute, ma Mario non è una casa caduta, voglio Mario è uno che si è laureato, una scimmia bella quadrata, ha preso il posto a Pisa, ora sta là e mi fa assai piacere. Mario, io penso che tu stai buono perché comunque Pisa è una bella città e quindi mi fa molto piacere. Salvatore Coppola, c'era in meglio un pacco io se non si di pacco, ma non c'è ci sono andati, ci voglio mi perché in bellega proprio. Chissà poi io sono stato perché mo stato variando che mo chi la Pisi, la da stoppati, la da Svezia, da città. Antonio Lara saluti da Poggi Bonzi, è un grande, però Poggi Bonzi, ho di Poggi Bonzi. Oggi Bonzi mi ha sempre fatto ridere, ci magari da un cazzo sta oggi Bonzi, partiamo da questo presupposto, però fa sempre ridere su oggi Bonzi, non so che mi fa ridere a me, cioè mi faceva ridere, non mi fa ridere, cioè, poi quando ero 5 faceva molto ridere, oggi Bonzi. Thomas Presti dice lo stacca diretta già scendere e riprendi quando torno, tu sai proprio che cazzo, tu volevo bonifico, hai stacca diretta che hai scendere sopra e vabbè. Lorenzo Migliaccio c'ero qui in Epica in Svezia, ma mi pare proprio una cosa giusta, che in Svezia non è che potevo sto solo e potevo ir a mare. Salvo Sibillo, prossimo raduno, una serata divertente al bowling, fosse bello. Allora, voglio aspettare, ma non si faccio i miei commenti, sciuggono, ma chi non è che ha i suoi commenti, sono chi custuro tillo, stasera su cazzo, allora. Eccolo qua, questa la Gillette, Luigi De Piace, sì, sì, certo è lei, pensavo che era fatta una firma ed è lei, Roberta Di Biase.
Adesso, Antonia Mennilla Spiantone, mo ti leggo, scusami, no? C'è Rosa e Ferraro non vengo, e se vengo mi porto l'ombrello o se no mi cagano in capo, sì, vabbè, perché Antonia, voglio, cioè, non so se questa cosa, Antonia Mennilla praticamente me ne è raduno, un palumba stava quasi per cagare in capo, cioè veramente per poco, voglio una stava cagando in capo, cioè una cosa assurda, poi che pure i capelli teneva, nei capelli gialli Antonio, nei capelli gialli, poi su palumba cagava in capo, oggi si mimetizzava la cagata, non è che si faceva, però poi teneva una parte nera dei capelli, c'è una parte nera e una parte bionda, magari vinta la parte nera e cose, comunque voglio, a cagare tipo, a ruto cagando, non mi ricordo più come con la mano, a cagare. Ah, poi c'è oggi passatemi un ombrello, fra che zia mamma non facciamo una raduna e mi cagano in capo, cioè un palumbo mi caga in capo, cioè, il video che brutto ricordo che avrei potuto avere di questo raduno, invece non successe, il palumbo preferì Antonia alla mia testa, meno male. Allora, adesso, Antonia Vendilla Giulietta, Alberto Di Siro, convinci casa è un budget, allora, guarda quanto siete intelligenti, quando dice una cosa subito siete informati. Convinci casa, dice Alberto Di Siro, hai un budget 500.000 euro e puoi comprare anche più case. Eh sì, perché poi 500.000 euro può cattare pure a pianure, per esempio, su casi da sì e no, attaccato 3-4 case, ma piano di come 3-4 case. Eh sì, che se pure 2 anni di mi dire una cosa, proprio in gioco mai, però questo è interessante a sapere, perché se uno ci vinci casa, oh, nella sostanza, non so che. Luigi De Biasi, l'unica cosa è più avuto un raduno di settimane che è più aiuto, ma quando ci sei viene aiuto al mio raduno, quindi non è vero. Sono stato un pari cagati basi, sì, sono stato un pari cagati palumbo, quindi legge il commento, aiuto cagati palumbo, effettivamente, questo è allora, Pasquale Serpincero, conosci Don Cappuccino News? Se sì, cosa ne pensi? Questa è una domanda già mai fatta, ma a me chi lo mi fa troppo ridere. Io non so voi, che poi ho fatto personale, soggetti, ma a me chi lo mi fa morire? Chi è chi lo unito, no? Chi lo là è di colore, a me mi fa morire, non lo so, mi fa troppo ridere, non lo so. Aspetta, mannaggia. Calcionifex, aspetta un attimo, Calcionifex, hai detto una cosa, solo che tengo sul rodillo, voglio stasera volessi fare un rodillo, mica ne cazzo, mannaggia, allora, oggi, no, adesso, no, io il genere che frego quando perdi i commenti. No, la già legge perché stai dicendo, infatti Poggi Bonzi mi interessava, poi Antonio dice Poggi Bonzi è in provincia di Siena, poi Siena, quindi dovrebbe stare in Toscana, Poggi Bonzi in Toscana, stava una squadra di calcio Poggi Bonzi, facciamo vedere a Rito quando dice poi pareva tipo Poggi Bonzi Avellino, facevo io, comunque c'è. Sì, vero Fabio, ma solo e te stiamo a pianure, ma che cazzo? No, non lo so, se stavo ancora di pianure che ci scrivesse così non ci sentiamo soli, io e Sivero Fabio. Um, Mario Rannella Lorenzo Caccio concordo, ma non ho capito un po' che cosa. Antimo Flagello, c'ero mi saluti, grandissimo Antimo, mi saluto come no? Allora, poi Antonio Larana, Poggi Ponzi è un paese tranquillo, in provincia di Siena si sta bene. Vabbè, se lo dici tu, noi ti crediamo, non è che per carità. Sì, perché poi in DPA Silas sta buono, fondamentalmente non si dovrebbe stare. Luigi De Biasi, ma Vincenzo Raia, Castigo Raduno, grandissimo Vincenzo Raia, e a settembre un amico tuo, noi non conoscevo per Vincenzo Raia, venne lì scatenato su Vincenzo Raia, ma è un dio personaggio che veramente merita, oppure non sapevi proprio un master obiettivo da visita, sì, perché poi bello su Vincenzo Raia, che non so se ci sta sentendo, lo saluto, è una grande casa caruta, tra parentesi, ma lui lo sa, comunque io bigliettino a visita tutto quanto, io bigliettino a visita che si faceva, sai che cazzo facevo, per l'intervista, fa una web di tutto, non lo so, comunque questi interviste, comunque Dio personaggio, Vincenzo Rai, comunque ci tenne molta compagnia e ci animò anche lui quella giornata bella. Che ricordo sempre con piacere, poi ricordo sempre, anzi, manca a fare la post oggi, ma ho visto, manca a fare, ma ci sono video di lui che faceva per quella giornata, che è un video piccolino di un paio di minuti, sta un po' a Facebook, se volete aprire, un po' profilo mio, ci sono un po' i video, no? E vabbè. Carlo Diano, ce lo saluto, mi ero 38 live mi ha fatto commentare, grandissimo Carlo Diano, è veramente un onore che si riuscite a commentare, cioè, spero che tu già sapevi commentare, perché poi non c'avevo niente, uno diceva come si fa a commentare? Ma da credere, io veramente sono un proprio negato vicino compito, però sono cose facili, il sacit commenta e tu commenti, non è che c'è sta laurea, è una cosa piuttosto semplice, però che certi a volte hanno dei problemi. Comunque Nicola Monda, domani compito di matematica, anzi ancora, stiamo rilassati, che avvicina a Pariano, poi vicino compito, e tu devi venire domani compito di matematica,
Macerone più importante, allora, mo si piace, Macerone più importante sto al quarto superiore, ti voglio bene, però non ci metto stanziamo con dico, ti voglio bene, ti ringrazio, ma che sei brutto, perché a me quando mi parlate della scuola, ma ci sono innanzi ancora, no, ma ci sono un sacco antico a scuola, che agite sempre, che è una mazzata, allora, Valentina Catanzaro, ti sto preparando un montaggio che fiocca, addirittura sono curiosissimo, Valentina, grandissima Valentina, che saluto, che ci segue da Crotone, e questa è una cosa sicura, che ci segue da Crotone, o poi magari ma cani di da Napoli, Poggi Bonzo, Crotone, la Svezia, Mario Rannello da Pisa, e chi ci faccio, ma noi sono qui, no, parlo napoletano, vabbè, ma si tutto napoletano, cioè quindi figurarsi, Mister Just HD, HD, mi ho fatto un sacco la cazzi web in merda in HD che stasera l'ho fatto anche qua. Cerro, mi saluto, domani mi faccio interrogare storia, faccio quasi, proprio un kamikaze, sei un kamikaze della scuola, vabbè, spero che fai interrogare, penso che hai studiato, ma come la storia mi piaceva anche a me a scuola, è una cosa che mi piace assai, la storia, bella. Vabbè, comunque, buona interrogazione da Cerici, cioè, fatti interrogare, fai il voto, basta. Allora, Michele Giordano, comunque, in una convergenza di capille, a Cerru, questa cosa la convergenza di capille, ma mi scappa a da sapere, poi commento, voglio, bello e buono, camminano, cioè, camminano, non è che si ferma, camminano a me. Ah, che pazienza che c'ho, questi aspetta, perché poi voglio premere un bottone e chi lo fa alcuni, oh, voglio usare proprio un sacco faccio così con la freccia, sono subito pure a dire che sta la freccetta, faccio la freccetta e noi a scoperto solo mo i 10 e 20, vabbè, vabbè, questo l'Islam è comunque, ok, Michelangelo Giordano comunque tiene una convergenza di capelli che andrebbe studiata, sì, ma voglio, allora i capelli miei, no, sono, e sono sempre stati, una vrangati vertigine, proprio cioè, sono un insieme di vertigini, cioè ognuno va a cazzo di suo, cioè non è che uno va due capelli che si trovano d'accordo, no, uno va là, una va qua, o ciuff si fa i cazzo su, una un po' sapere, cioè sono così, sono capelli di merda, no, e quindi fanno i cazzi, a me è difficile, metto il fono, magari ce la faccio, che poi un buco, che sempre stessi tagli capelli, un buco, che sono capelli sciaurati, hanno un con loro, io mi conosco, mi conosco, però hanno una loro vita, hanno una loro... E che già fa, purtroppo è così. Adesso, speriamo che sta casa... speriamo che sta casa la pubblicità non è come Cerone, una casa che tu credi sta casa casa la pubblicità giustamente come fa la Cerone, insomma io dico sempre fatta casa caruta però non è collegata su Vinci Casa, che cazzo fanno un gratta e vince tipo Vinci Casa Caruto per esempio, vinci una casa caruta, cioè ma Popozzotto ma all'MD ovviamente lo venderemo perché noi siamo affezionatissimi. Adesso- ok, Mario Ranello, Guadit concordo. Volevi dire che Lorenzo Minaccio diceva che Pisa è bella, ma Napoli è insuperabile. Vabbè, ma cazzo, no, ma no, perché però cioè, Pisa comunque è una città già molto più piccola di Napoli. Non dico è una provincia, non è che Firenze, cioè, Firenze, semplice, se potessi paragonare con Napoli, ma non nemmeno si può fare il paragone perché Napoli è un mare, Firenze avrà pure i monumenti, quello che te, però a proposito Napoli, logica, si mi più affezionato. Adesso come si chiama? Moda grandi firme, si chiama, lascio cazzo. Ma quale poggi bozzi che stanno a Poggio Reale? Sì, ma infatti, cioè, si stanno variando, perché se andano a Svezia, stanno variando. Luca 95 Ultras, c'era imita la voce di Abbonanimi Emanuele Vanacore, oh, non so a Vanacore, che mi ricordo, cioè, me lo ricordo a Vanacore, ma ricordavo, questa è una cosa che già mi ha detto, no? E tu fai Vanacore, ma pare che te una voce tipo, una cosa che se non voglio offendere, mi pare che te una voce un po' così, però non mi ricordo, vabbè. Comunque Fabrizio Faro, grande Ceruno, mo sono entrato perché mi ero dimenticato della live una grande casa Carut. Scusate un attimo, mi sta scrivendo insistentemente su Facebook che voglio dire chi è. Scusate un attimo. Ma nessuno proprio. Allora, se immagini certi rumori che non esistevano, aspetta, ecco qua. Oh, allora, continuiamo a leggere i commenti, stanno, ecco qua. Roberto Valina ha diffuso l'Ebola, chissà, Fabrizio Davide Abbati, poi Fabrizio, ci sto anche io. Ah no, ci sto anche io odio. Penso che ti è partito proprio da stira, ti è partito touchscreen perché io odio. Vabbè. Come sempre, salutami Lucas Ermone Caruto di Alex Strotta. Bello, che mi è piaciuto. Lucas Ermone Caruto è nuovo, che di solito ci sono delle. Cioè, noi di solito quando ci in casa Caruto, no? Sto notando che. Sto notando pure che aggiungo un numero. Amo, a posto.
Che stai cagando sul muro, eh? Ah? No, è sul muro, eh? La porta? No, non so come fa poco. No, è sul muro, ci pensavo che era Caruni, ma non lo so. Comunque, comunque, no, era sul muro, era così. Eh. Comunque, così dicendo, Davide, io invece, come sempre saluto Luca Sermone, no, Casermone, ma fa ridere, perché qualcuno pure sfotte, poi ci rimase in un palazzo caduto, in un grattacielo caduto, però Casermone è caduto, l'era mai la prima volta. Cacioniflex, c'era l'hai trovato commenti oggi buoni, sì, sì. Vabbè, mo tu scrivi una tavola in pratica pure a me mi fa ridere, ok, mi fa ridere oggi buoni, sì, prima sto, e io da cava di dire, in aggiunta a vita, ci stanno sulle case cadute e non stati, vabbè, non penso, cioè che ci faccio, oggi buoni sulle case cadute e non stati, penso che cioè sì, è paesiello ovviamente, vabbè, comunque, con casa grande caruto, mi stai chiamando un po' a Facebook, poi c'è questa specialità, questa è una cosa che ho sempre voluto dire, Anillo Mallardo, io ci voglio salutare perché oggi Anillo Mallardo, ma secondo te ti posso mai rispondere? A parte che non ti conosco, no? Dico, cioè è una cosa, tu mi chiami, no? Pronto, ma io non ti conosco. E poi mi chiama mentre sto facendo la live, ma si una grande casa caruto, no? E allora, vabbè, detto questo, si sono belli, si chiamate, quando uno tiene Messenger, no? Con il telefonino uno si mette Messenger, perché io ci hanno messo su Messenger, e poi non so cosa serve, forse a chattare più velocemente, non la ci capito, spiegatemelo. Oh, quando sta su Messenger, proprio ti partono le chiamate di qualcuno che tu non conosci, e proprio ti chiama, tu stai, non lo so. Vabbè, Francesco Romano, preservativi 15 euro con Mastercard, andare a puttane 30 euro con Mastercard, arrivare sotto un lampione e trovare tua moglie non a prendere bellissimo. Ma cominciamo che stronzate di Bazzoletti, ma mannaggia a me con la Giletti che sta qua che vi, già so che vi ispirerà a scrivere tutte queste cose. Sì, Mister Game, c'ero visto che andava le fuoco, io ma io proprio stavo, dico però, ma ci pensare sta modezza, posso starci zitto perché veramente qua stiamo recuperando terreno e voglio dire, stiamoci zitto, dopo mamma qua sta pausa, cosa, così lasciarci militare, però o Cagliari potrebbero essere anche altri 3 punti che ci proiettano ancora più in alto. Vabbè, comunque stiamoci zitti, facciamo una certa di qua. Antonio Arana, Poggi Bonzi alla squadra in Serie D, fa il derby con il Siena. Ah sì, perché giustamente il Provinci Siena prima era in Lega Pro, poi è fallito addirittura. Come mi ricordo come squadra. Allora, che Fabrizio Farro ha saputo che Micio si è fatto male tirando a porto, boh. Eh, cioè, mi stai già staccati, dicevo se mi saluti domani mi faccio interrogare sto perché ti fai interrogare sto mo perché da già a bomba ti saluto con fatti interrogare il cazzo ma che dai, allora antimofaggi, scusa, ma antimofaggi sono qui nei commenti, oggi faccio sono qui nei commenti mentre leggo uno non riesco a leggere. Allora. Alfred Channel, c'è una cosa che io stasera fa piacere con questa domanda, come i Pantera stanno facendo più niente. I Pantera ogni 3 quarti, ma io ogni volta va questa cosa in live. Vabbè, comunque non li sento già da già una decina di giorni, comunque mi scrivono, tappo, complimenti, che hai vinto il concorso, tra poco arriva il premio, una dice, ma boh, pazzi, il premio, arriva, questo non l'ho capito, cioè, ma mi hanno chiesto gli indirizzi, ci arriva un premio, questo non la sapevo, questa cosa, o non ho letto bene il concorso, ma perché se vincevano un premio? Io pensavo che se vincevo solo fatti di fare un video con loro, però ti mandiamo il premio, ma che cazzo faccio, ci pigliamo su, però ancora mi hanno fatto sapere, questa cosa però mi dispiace un po', sai perché poi vedo che loro i video li fanno, no? Fanno sempre video, quindi come ci fa capire? Chi ci fa? Ci ha fatto questo concorso, no? E sono passati 2 mesi, mo aspetta ancora, perché che già fa? Non è che posso solo aspettare. Però, cioè, sai che non è che io vi dico questa, ma posso non so, già, come la ripeto, non è che, ma al di là del video con i Vandellas, che prima era una cosa che io mi piaceva, volevo fare, ecco, ma pure mo la voglio fare. Però come dicevo, mi dispiace sul fatto che si scassano piano per culo, no? Mi dispiace perché? Perché comunque oggi ho fatto un sacco di video, se è stato, cioè, video, stati, robe. Allora dicevo, voglio, votatemi, perché, e poi mi ha votato, cioè, mi ha votato pure un sacco di video. Vado mise là, gente che mo c'ho, ti uno, ti va a sveglia, ti votare, cose, come è una stronzata, però è una cosa molto che per me è significativa, perché a me mi fa piacere che voi patrate una mano, mi avete aiutato a fare sta cosa. E quindi per questa cosa qua mi dispiace che sti cazzi Pandellas sta cosa non pare che non stanno capendo, non lo so, perché dispiace, hanno fatto su budello, facciamo mo facciamo video, hanno fatto su vabbè, a me di questa storia mi rimane sicuramente il fatto che voi mi avete votato, questa è una cosa veramente che per me è stata una cosa di soddisfazione personale proprio bella, però dispiace, ma su questo modo di
come dire, ci volesse la, no, la ciliegia, ce l'hanno completato, cioè, non cerchi che si da aiuto, non mi fa stuire, ma manca perché Vandellas e Cocchi, mo passa anche poco, stuiti che Vandellas, perché, cioè, prima Stefano poco, però vedo che si capare canzone foto, allora, la prima foto, manca a me. Però per chiudere il cerchio e per far sì che tutto questo burdello che abbiamo fatto, che avete fatto, perché chi mi ha votato e tutto, allora, che venga ripagato tutto lo sforzo su questo sacrificio di questa cosa. Questa è la cosa che a me mi piace di più. Ma perché poi un sacco di prima domani mi scrivono, mi fa prima che Vandella, ma inizia a cercare che giustamente che sembra la stessa cosa. Però spero che si fanno sentire, voglio agire da perché io se no veramente su casa caruto proprio un lato via solamente a parlare. Però vabbè, prima devo sta mappa qua. Vabbè, comunque, allora, Antimo Flagello, cioè, io sono di Sant'Antimo, sta vicino Sant'Antimo, non è che sta proprio vicino, sono di Sant'Antimo, pianura Sant'Antimo è molto, chissà, io sono di Casetto, molto quando mi dice lo sito, voglio sì, vabbè, chissà, io vengo da Caivano, a posto, chi è Michele Vespasiano, no, è Spasiano, Michele Spasiano viene da Caivano, tu sei Casetto a posto, calcionife, una di storia, un naggio studiato, cioè già sfunnati, c'era un naggio studiato di storia per muovere la live. Mo si mette che lasciamo la stessa che ci richiede e dice che devi stare live. Scusa, giusto? Dopo si prende qualche lato là, o si sente tu, vabbè. Antonio Larana, aspetta un attimo, Larana stasera grande protagonista, Larana stasera proprio, allora sto. Se venivano qua, io sto appoggiando, ah, poi sì, giustamente dice io sto appoggi Bozzi, ma sono napoletanissimo, ma mo era strano, si qualcuno di oggi Bond si va a sentire a me, ma non credo mi capiva, quindi vabbè. Yeah, ah, Salvatore Coppola, chiedo scusa che non mi faccio sentire più, tu, ma senza problemi, cioè, senza nessun tipo di problema. Non so. Adesso, non mi faccio più sentire chissà. Ah, Joe Stupid, addirittura Joe Stupid si chiama. Meglio te vezzo i guai, e che ti posso rispondere? Che ti posso rispondere? Questa è una bella domanda, perché tu mi puoi dire, avuto una Vulcani, guai, sono due grandi attaccanti, dici stronzata, ecco. Cioè, Higuain ci fa scimmie giocatore, che a me piace troppo assai. Però deve essere pure non ci fa scimmie giocatore, a parte ha fatto un gol rumeno che sai, cioè rumeno, quando è rumeno, hai guardato, hai un marico, comunque ha fatto un gol esagerato, poi ha fatto un gol Tevez che a me mi è rimasto impresso, cioè, veramente da grande attaccante. Tevez è forte, comunque Tevez Higuain, non mi sa ci dice, lo sa, cioè forse Higuain gioca più per la squadra che come rispetto a te, sono due giocatori un po' diversi, però comunque sono due grandi giocatori, non lo so chi è meglio. È una bella sfida, una bella sfida. Vabbè, sicuramente è più bello Higuain, però è un perché deve essere una scimmia, vabbè, questo lo sappiamo. Giuliano Parrella, c'è lo so di Jesse Grande, giustamente io leggo. Motion Production, viva Evangelos, Motion Production, Giuseppe Nappo, che pure oggi mi ha domandato sacco, giustamente abbiamo fatto una discussione e gli ho spiegato questa cosa a lui. Chissà, Luca 95 trasferito dicono a voce Topolina, a voce Topolina, forse sta parlando di Vanagoro, ma non lo so, ma ricordo a voce Vanagoro, perché Altri Channel, ma è andato su fatto di Pandera, sto facendo risposto già. Allora, che sta, Victor Channel. Ciao Frank, mi saluti? Ci saluti a me e mio cugino Vittorio e Cleidi. Ok, l'ho già salutato già. Aspetta, Michele Menna, Giuseppe Sapio come persona è punto interrogativo. È bravo, cioè, è un bravo questo già l'ho detto, io l'ho conosciuto una volta e non mi è paruto un guaglione, anzi, molto agile, molto simpatico, molto tranquillo. Poi i video scie, per carità, non lo so, questi proprio sono gusti, però non lo vedo un guaglione cattivo. Alessio Enigma, ma mica ti prendi collera se non commento, sono poco attivo. In realtà non so che dire. Io seguo la tua live per vederti perché mi fai parlare. Ma non ti preoccupare, stai sereno, tranquillo, cioè, a me non tanto figura. Valentina Catanzaro ho finito il montaggio. Manda a me la roba perché mi stai facendo incuriosì. Chi è? Moda grandi firme. C'ero che ne piezza che hanno battuto a Salvini, ma l'hanno fatto, c'è scassata la macchina a Salvini, ma l'hanno fatto. E io tengo a Salvini molto particolare. Allora, io non è che seguo tanto la politica, ma sangue, cazzo, quindi, però su Salvini, non lo so, avrai dice pure i bot dice che sono usati esagerati, perché uno ci fa che sei scemo. Poi i bot, per esempio, quando vedi, no, ma pare, tipo, pare quasi come fosse simpatica a me, ma questa è una cosa strana, che tu dici, ma chi è la Lega Nord, qua figurati amici, però forse pare tanti bot pare che è simpatico, no?
cioè, è più simpatico che più scemo e boss, sicuramente, è un po' più simpatico, perché è giovane, io stavo a un guaglione, però, vabbè, poi c'è, boh. Mauro Lepore, a chi si può fare la seconda parte di Tevez spaventa Napoli, su video che facete questa parte di Tevez. No, voglio fare, no, stasera parlando con Mauro, poi volesse fare una battaglia rap, Higuain contro Tevez, che sono stati poi in occasione della Supercoppa italiana, no? Che c'è sta in Qatar, mi pare, il 22 dicembre, o non mi ricordo. E comunque volesse fare una battaglia rap, proprio come abbiamo fatto quella di Balotelli contro Reina, non so se l'avete vista tutti quanti, sempre l'avete vista ad averla presa in Coppa Canale. E vabbè, che teniamo a Balotelli, teniamo a un compagno nostro che ci somigliavano un po' così, diciamo un po', e poi teniamo anche la casa Caruti, mo c'ho i piatti pubblica con gas mi carrine senza capire, ecco. E mo forse questa cosa deve essere con i guain, forse abbiamo trovato un po' che ci assomiglia, vabbè, forse abbiamo trovato a qualcuno che assomiglia un po' a te, eccetera, l'altro, quindi si potrebbe fare. Adesso, G-Game, sente sta poesia, attenzione, attenzione, in live c'è Fabrizio Cerrone, sforta d'Urso Pallino, amici, Cerrone a piccia e studio, ma per il live è una casa carute, cioè, proprio rime baciate alla grande G-Game. Voglio mi sta scrivendo Peppe Buonocore, scusami Peppe che io ti sto vedendo che tu vuoi trasire, vuoi trasire, vuoi entrare là, allora Peppe Buonocore, me lo faccio entrare in live, che vi vuole cantare una canzone. Peppe Buonocore, se non lo conoscete, non voglio suonare la chitarra, ma penso che conoscete, fate delle belle canzoni su Facebook, fate si mette a picciare delle camere e canta delle canzoni, molto bravo, se ne voglio veramente in capo di 17 anni, voglio 17 anni e non è poco. Allora Peppe, mo io ti sto invitando, spero che ci riesca. Peppe, Peppe, come che iscrivi Peppe, ma non mi esce nelle cerchie però Peppe. Come si chiama tu, Peppe? Scusa un attimo. No, aspetta, perché cazzo mi dà? Uno si chiama Peppe Gastone. Scusa. Allora Peppe, aspetta un attimo. Voglio cercare di vedere un attimo come ti chiama, perché già devo, per invitarti devo scrivere bene il tuo nome su cazzo allora, Sung Peppe, poi sta una cosa, spero di trovarti su Google perché poi beh, io sono poco, non so come mi hai fatto a traslare da voi, perché l'ha invitata. Sung Peppe, aspetta, Sung Peppe, no, Sung Peppe. Dov'è tutto core? Io sto scrivendo Sung Peppe, ma non mi esci nelle cerchie di Google Plus. E quando non mi... Ah, quello come si scioglie? No. A posto, a posto. Allora, sto invitando Peppe. Scusate un attimo. Oggi invitato. Oggi per il modo buono. Allora, Peppe, aspetta. Allora, Peppe si dice che vi vuole cantare una canzone che ha fatto, una bella canzone. Penso che sia il suo inedito. Che Peppe aveva fatto un inedito, una canzone inedita. Ecco, e va volesse fare dei si su cazzo invita però ecco qua invita ok Peppe dai ci mandate l'invito dovrebbe andare fra poco Peppe fra poco abbiamo quasi finito però abbiamo un po' di tempo quindi a posto se dice no Peppe lo fa boh, mo tra Peppe con la fa direttamente senza che per il sto di cavo e poi a finire facciamo più e perché magari una canzone vabbè comunque Valentina Catanzaro, appena finisce la live ti pubblico il montaggio sul tuo profilo, l'ho fatto proprio con passione, io da solo lo facevo, veramente mi esiste bravo, che mi sono un sacco di curiosità per questa cosa, quindi voglio avere su curioso. Adesso Enigma Rocky 4 su Iris, canale 22 venerdì, voglio mandare che sono malati Rocky, per non si cioè me l'ha già visto che ha fatto in sta movie che sembra, e ogni volta che fa in televisione mi continua a muovere perché mi piace. Ha fatto Rocky 3 su Iris, sta facendo una volta, no? E mo viene a rifare Rocky 4, c'è più bello, là, che canzone più bella, Drago, ti spiezza in due, quello che si fa l'allenamento con pane, si scassa, ma la giubilla è forte, ma non piccolo bene, viene a rimangiare. Allora, intanto che aspettiamo a Peppe, aspetta, ci sono un paio di con me, andiamo a vedere dietro. Ah, ok, no, sempre Peppe con Botazzi, sì, Lucas 95 Strazio, io non l'hai visto il nuovo singolo di Sapio, no, però ci sta l'ha pubblicato oggi, scusate. E no, ma la segna ancora, non c'è giorno di tempo, e me la già bene. Calcio Nifex, cioè io vado che rimane 6 e mezzo su, ah, madonna, sono a sveglia e poi mi ritiro a scuola il 4, ma che speciale, a desuro la scuola, e siamo di finire qua, mazzata per me dici zicocchi, ma ci dinanzi ancora. Fabrizio Farocero quando ti ha accattato compito? No, ma ci ha accattato compito, ovvero, che stai imballato, ma che ovvero, ma ci ha accattato compito. No, quando ci ha accattato, ma non fa più o meno, no, 10 giorni fa più o meno ci ha accattato complimenti, di che però un compito come fa
portatile, bellino, ma ci fa capire, che cazzo, un Asus, niente di speciale, però mi fa i cazzo mi ingoppa a internet, ma ci fa capire, se fissi che hanno un cascettone, che gli chiamiamo, quindi mo so un po' più comodo. Aspetta, aspetta, no, sto aspettando che te la sapessi, c'è mandato l'invito a Pep però ancora da sì. Peppe, io ci mandato l'invito, te l'ho mandato, ho controllato proprio personalmente, però vedo che ancora era sì, stranamente. Stranamente ancora da sì. Allora, andiamo a vedere. Antipofagillo, c'ero dopo l'infortunio di Insigne, tu come la pensi? E poi magari ci pensare, se da accanto a qualcuno, e se mi fai con amici, no, veramente stai con amici, io penso che ci faccio, me la pensa da cacciare lire e fare qualche acquisto, ma perlomeno a gennaio, dico, mo, perché io non so se si può a cattivo, tu ma pensi sì. Guarda che si chiama Friedrich, no, Friedrich Nietzsche, si sa perché sei un nome di uno studioso che non mi ricordo proprio, saccio perché però so che è un nome di uno scienziato, non mi ricordo chi ci faccia su Nietzsche, poi dice, c'ero, i fissati a uscire con furore viaggi, ma effettivamente, poi proprio questa cosa vogliamo fare, ce l'abbiamo un po' nella testa, però non so, ci avremo poco, cioè volessimo fare tipo in Europa, tipo, che ne so, non dico Londra, no, proprio Londra, Londra, tipo a Londra con Fu, per esempio, non è una cosa come che la Lega Capri, un po' così, no? Tipo che sfide che abbiamo fatto, la volessimo fare, ce l'abbiamo un po' in programma, ma solo mettere un po' in terra, va, la dobbiamo solo un attimo realizzare, a rimane questa cosa. Ma però non so, ci sono pure un po' suggerimenti, perché non rimane mai, non so, c'è a Praga, a Londra, c'è Amsterdam, sì, anche Amsterdam, però magari un po', però la rimane questa cosa, lo voglio dire perché è una cosa vera. Cresi sì, non lo trovo, sono Peppa, mo Peppa lo mando da auto, te lo mando di nuovo, aspetta, un attimo, te lo mando di nuovo l'invito. Allora, l'invito adesso Song Peppe, che siamo con Song Peppe, Song Peppe PDB, invito, vabbè, fa sempre così, a volte lo devi mandare un paio di volte per riuscire a farlo funzionare. Vabbè, Peppe, vota è stato arrivato. Facciamo giusto stiamo aspettando a te, perché sennò, altrimenti, no, ci voglio fare questa canzone perché dai, come l'ho annunciato. Poi Marco Parmento, la sera grande tutto a posto, vabbè, Marco, si trasmette proprio a mezzanotte, questa live, ma ci fa piacere anche se sei venuto tardi, ci fa piacere. Ci è piacere quando tiene tempo, va a vedere la pubblicità che ti ha già mandato la banca BPM in chat su Facebook, ok, ma capita troppo domani al massimo, perché a finire, ma comunque, allora, guerra è, mi hai c'ero tu torna a Londra, sì, anzi, guerra mi conosce, che dice questa cosa mi conosce, sa che sono stata, salvo si l'Amsterdam con furore, il problema è che quando vai poi rimane là, e questo è pure vero, è un po' rischioso. Fabrizio, andate a Mosca in Spese, guarda, andiamo manco l'aereo e a Mariccia arriviamo. Questa è una bella domanda. Luca 95 Ultra Zero di solito quando vai all'MD? Un po' sempre vado all'MD. Dici, va bene, una volta a settimana per fare spese classiche, la spesa però comunque porti quando ci guardano WhatsApp, finisce una quindi vai alle, ma poi tengo di fronte, io ce l'ho di fronte a casa mia, quindi è facile, capito? È una cosa Pasquale Serpini raccontaci una grande stronzata di fatta a scuola della serie Case Carutee a scuola, cioè, un buco di stronzata. A scuola non ci ho fatto un buco di stronzata, guarda, si mette troppo stronzata a scuola, che aggiungo tutto. Ho stronzata a scuola. Oh, il tema è una cosa, mi fa tutta una cosa, il tema è una cosa a basso, che venivamo sospesi tutti quanti, non mi ricordo per cosa. Il time qualcosa a basso, non mi ricordo che capo, il time, o un banco, il time un banco a basso, come detto mi sono spesi tutti quanti. Come a scuola ci faccio so che si usa, non me le ricordo al momento, però se mi ricordo di racconto. Chissà, no, Alessia Enigma li vedi Cesare, no, non è vero che ci sono vicino, ma non li vedo. Raffa Sigli, venite a Berlino, che sei a Berlino tu, addirittura, ma si una live internazionale che sta qua facendo da tutte le parti. Raffa sì, Berlino pure è bello, cioè, me non ci sono mai stato a Berlino, però mi dicono che è una bellissima città, me ne parlo sempre bene, mi fanno in esce, ci mi curiosità un po' a Berlino, che effettivamente varrà la pena di visitarla. Perché no? Magari facciamo proprio questo fatto più lungo. Stava dicendo Eugenio, ma mi faccio fare stavo prima di Eugenio viaggiare. Marco Parmentola, Fabri, vedi, io sono entrato quando tu ancora non dovevi iniziare. Poi ti ho scritto un commento prima e l'hai saltato. Dai, no, io ho visto commento di mo' GT si è trasformato, ma non è vero.
Ok, Sciacchi 2008. Poi Peppe, Vuoi a posto? e tu ecco di qua. Quando è arrivato l'invito, primo invito? No, 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 infatti solo mo l'ho visto. Non mi dicevo Come niente. sta? A posto, a te? Sta a posto, sta a posto. È uscito l'anteprima della canzone. Settimana Ha già prossima esce visto? il video ufficiale. Ha già visto, ma oggi sono tutto ritornello e poi non pensavo che era un video, hanno detto, oggi ho letto no e l'anteprima ci stava, boh, boh. Perché devono ancora finire di montare a posto. Capi? Comunque sta andando bene. Qua. Per chi non lo sapesse, Peppe ha fatto, vabbè, ha fatto questo inedito, come si chiama Peppe? I'll always be with you. Vabbè, in inglese. Per l'inglese dici, ma è meglio che lo dici tu, No, che in non dico io. dialetto. E, e praticamente abbiamo fatto, Peppe mi ha chiamato, abbiamo fatto un video quiz, e abbiamo fatto su video, ci siamo divertiti che la giornata, che è stato un mese fa più o meno, Più o meno tanto. un mesetto fa, abbiamo fatto su video insieme, a Bondari, a casa Caruto, però ci siamo divertiti. E quando esce precisamente, Peppe? Lunedì prossimo alle 4 su YouTube. Lunedì prossimo. Sì, sì, sì. Lunedì prossimo alle 4 su YouTube, sì, precisissima. Precisissimo. E 4 sta là, tranquillo proprio. Ho fatto anche l'evento in modo tale che è una cosa più precisa, capi? Big Boss, sei un grande, Peppe. Ma mo ci vuole, non ci capito, mica ci avevo cantare, no? No, 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 ovviamente no, però tenevo la canzone quella là su Gomorra che mercoledì esce anche su Radio Marte, ho avuto l'invito a Radio Marte. Ok, E ok, ma quindi Peppe, Peppe a e- carne. Peppe Accardo e Fabio Brescia. Peppe a carne, ok. La Vai, canzone faccio viene così, va. abbastanza bene, capite? Quindi mo spero che vi piace, la faccio live. Vai, Ok? vai giù, Peppe buono cuore. Come si chiama? Gomorra. Gomorra, va così, diciamo Oh, un po' sulle particolarità. Ma mi vai. senti bene? Perché oggi mi si sti cuffie proprio alla Favi J, cosa? Mo me la No, giccate. io ti sento buono, io ti sento bene. Non so loro, mo vedi in dei commenti, ma penso di sì, ti sento buono. Ci stai? Vai. Vai, faccio già, vero? Vabbè. Te faccio come una serie linda sta canzone. Metti un like, commenta e fa condivisione. Se non lo fai comunque sai, te voglio bene. Però tieni a cazzim, ma sta senza pensiero. Sacci che stu piezza, forse non tiene senso. Aspimo va a fa, una pisciata e ci pensa. Ma fai cameriere, ovvero si sicuro, allo fa mressa e porto de fritture. Ma fai pizzaiola, ma fa persona seria, ma che voglio, e cagnate mestiere, ok sai pure tu che stu piezza è potente, spero che quando sente dire stai contenta, tu porti sfortuna, tengo presentimento, o dicono tu quanto, sti russi in merda, sono una banda infame, mannaggia miseria, sti sporca, sotterranare e cattiveria, mi va a fare un giro, ma mi piace sta panchina, ma nitte si Noemi e all'osina regina, ora parliamo qui seduti, mi sto imbarazzando, sta situazione non mi piace, sa da cagnà, ok mo basta, è passata l'imbarazzo e ti dico che parla non me ne fotto un cazzo, ti parla sincera, la verità sono onesta, ti tagliati i capelli, ti vedo più leonessa, sono tutto geloso, che sti faccia verde, se io vedo che sei che dico, oh mi merda, uovo giuro, e battessa a tutto quanto, sono una banda scema, non trovano cazzo in da mutanda, ok, sento sta rima come trasa, strunz, stanno appicciando a casa, l'ha fatta per me fa imparare, l'ha fatta senza sdegno, però l'ho già avuta fare, l'ha già accisa all'onduregna, la gente a Lucca fuori a Cira, la mi sento pure firra di portata, oh mi merda, e all'uomo pure e scigna izzano stimana, si sentono in diritti, sa se tattavano che cristiana, non ti credere, stai surando, non ti fida, a giavaresimo posso fidare, e allora viva, stu piezza mazzacata, ti giuro, guaglio, pura forma dicono, ma si è tappo, ti tocca, mi blocca, ti vedo sotto shock, potevo che mi fatto perdere, testa spara a mocca, sento sta canzone, sento come sono, mo per è finito, viene tappi, io perdono. La cosa Grande, così, un po' che... grande Peppe. Mazzo, oh, ma ti hanno bruciato per fare sta canzone, eh? Tu dica. Prevista YouTube buona, ha già avuto quasi 600 condivisioni, Ha cosa? giusto, ha giusto un sacco di condivisioni. Ma perché cazzo? Perché che cazzo l'idea, capite? Piglia tutte le frasi furore, fa una canzone che è Fate furore, caso. e, e Gomorra, GT furore. Che cazzo come idea, capito? Sì, sì, è una cosa sfiziosa. E beh, però guarda, mi hai denunciato era assai per fare sta cosa, perché posso ne Quando sto sappia, parlando di un'altra tipo di calciatore, appena tu hai detto fate Tevez, ti giuro, ho scritto una rima live su Tevez, che cazzo, penso che ti piace. Tevez Munnezza, una cosa che... No, 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 vabbè, non ho più fatto che questo, capivo, non fa parte
E chi non lei parte, capi con me, è brutto fatto. Però dico, mo tacci un attimo, solo sta frase, se permetti. Ah, Allora. Scrivo un altro pezzo ma sfondo lo stesso. Scrivo per divertirvi senza nessun pretesto. Esult tipo Ronaldo quando fanno gol. Si vede che condivisione la canzone Egomor. Sono il pallone d'oro a scrivere sti pezzi. So forte ma non so brutto. Tipo Tevez. Scrivo questi testi. Scrivo senza bon ton. A voler in dosette. Ma chi son Calleon? So veloce, so scattante pure chitarrista. Ma che cazzo guardi? Tipo Ibrahimovic. Veloci le mie rime. Sono dribbling, siamo onesti. Non so Kurt, ma so veloci come Messi. Volevate un altro video, amici, almeno penso. Sono il Beniamino come Dries Mertens. Non ti piace critichi, te ne vai e non resti. Ma quelli gelosi, si sa, van persi. Dici sono brutto, accusi, ne accusi. Mica tengo sfregi, mica sono Ribéry. Per tutti i miei fans, voglio bene. Vincimo sto mondiale, Thomas Müller. Mom sto Gasan, basta ma già ferma. Sono il campione del futuro, Paul Pogba. Maradona non lo cito, lui non lascia scampo. Sti piezzi so come gol a centrocampo. Restano impressi, tutto forte che sti rima. Tiene una sapip e allora si chiellina. Oriava la vollana ma prima t'accarezza. Prima segnate dei words. Chi stai Suarez dall'Italia alla Francia, rim che t'aspetta. So Zidane, ti chiama una capatambietta. Ma lo so cari napoletana, cosa che fa più a raggio. Son che cross image, rap ca chitarra, chi sto stile mi faccio fatta capa tante tipo che le feleni, cacuto caca, pure caca di arra, è diventata una canzone merda, mo ma già ferma. guarda, vedi che ci tiene, Questo ma che amico tiene tutto. una bomba di rime. Ma non ce la faccio manco a parlare. Mamma, mo penso che ma già sta solo zitto, Ciao schifo. Guarda, è che tiene proprio c'ha di firro, tiene, non è che... Tiene proprio, ma per farsi cosa? A parte la berrima, non si mette le scrivo. Come cazzo ti fai a mi legge? No, i tempo che stanno, anzi, che ce la fa seduto? Ah, sì, come cazzo fai? Perché Mamma poi ti sì. dico che la fazzi cazzo di canzone, sti voglio come te, no? Ma ci faccio una bella memoria che tenevo, guardi, dico. È difficile, te le cantare, ma non so a che volte, no? Per dare ricordo. Ma ricordo manco come mi chiama, figurati e poi come ci due ah, boh, questo sì, perché tu fai, se fai un momento, cosa, ovviamente ti iscritti e leggi vicino allo schermo, ecco. Perché cazzo, proprio sono pure, ma proprio veramente a perdifiato, sono veramente a Mm-mm. perdifiato. Voi le può Oh, capire perché guarda, anima fredduro, capì? Una cosa così. no, è bello, però, è bello perché ma sta cosa particolare che tu fai con questo fatto della chitarra, cioè fai tu specie di rap però con la chitarra, è una cosa particolare. Comunque mi raccomando, lunedì prossimo il video con la partecipazione di Fabrizio Cerrone. Oh, ma Deve faccio una essere parte, proprio guarda una che busa. faccio una parte voglio che posso fare solamente ridere, perché faccio una parte seria, cioè che faccio la parte innamorata, cose da così, e quindi voglio verità perché fa veritamente un ruolo inedito, che fa proprio a casa Caruto, veramente, quindi ci sta da ridere, e poi ovviamente vabbè, è una bella canzone quella di Piemonte, non dico perché sapeva questo ma c'è un getto altri quando ci vorrei, no? Diciamo che è Cambia una ci va canzone stessa più canzone. musicata, come piacciono a te. Sì, 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 musicata, non è, diciamo, ma perché tu hai fatto rap, ma questa cosa, però invece Come quella è si una dice, canzone, più un genere pesante, chi su qua, invece che la là più, capì, soft, che uno sa sente bello, per salire rilassano poco. è una canzone, proprio una canzone che a me piace, mi piace assai, quindi spero che, poi vedo l'ora per il video, ti dico la verità, veramente non vedo l'ora, sono curioso. Sono curioso al di là, poi vedrei che hai su una casa caruta e sto quinto video tu, però sono proprio curioso della cosa finale, Ho visto già un po' come sta andando, sta venendo una bella cosa, già ci avete, ma non perché io video però penso che sta venendo una bella cosa, No, penso che no, ci no, divertiamo. sono convinto pure, ma perché molto sto tempo però è passato tra... Ma è perché il regista che sta con Antonio, il nostro, quello che ha fatto le risi, Antonio Amendola, Eh. diciamo quello là che lo aiuta, sta sempre o a frevo, ten che fa, e l'ha pista 3-4 volte e quindi la situazione aiuta un po' a casa caruto proprio, capito con me? Ah, ok, 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 vabbè. Vabbè, però l'importante è che esce tranquillamente. Sì, sì, L'importante è lunedì che... sicuro, sicuro. E poi, tra l'altro, è il primo video che fai tu proprio a livello video, Sì, proprio, sì, eh? proprio a livello ufficiale, sì, sì, sì. Ci Ok, vediamo. no, sono contento, andiamo via con lui. E non so, faccio per poi c'ho cada cosa, cioè, dici, No, voglio dire che si sembra un la casa fatto per caruta. bene e che segui a Fabrizio sempre perché è uno dei youtuber più umili e onesti che ci stanno poi, ma già essere sincero. Più casa caruta, È lo bello, posso accettare. da sempre sdrammatizzato.
Vabbè, me la vaga perché ha abbandonata mia moglie, che di solito è abituata, che faccio... Ormai si è fatto tardi, si è fatto proprio l'orario. No, si è fatto oggi tardi stasera perché è zumbata prima, no? È successo un problema, Quindi, è zumbata. come abbiamo HD, a che combinato? Ma l'anime di tempo, ma ci scatta una cazzina, cosa, ma per proprio 3 ore, e poi bella e buona, ma a pizza, con qualche tempo, una figura e me. Brutto. Ah, tu sei alla grande, allora, ci sentimmo dopo lunedì, ci vedremo video di lunedì, va Vai, boh? lo commentiamo insieme, eh? Ehi, ciao Giuseppe, Grazie Fabi, ciao 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 a tutti. ciao. Vai, allora, Peppe, vai, questa cosa, vedete sentite questo video, Peppe, che è bello, cioè, bella la canzone, video, non so, se come Peppe, spero che sentite la canzone di Peppe Lundri, che è bella, e niente, oggi ci vedremo, scusate, siamo fatti poco tardi, perché abbiamo cominciato un po' più tardi, effettivamente, quindi chiudiamo un po' più tardi, niente, oggi vi saluto, ci vedremo lunedì prossimo, sempre alle 9:30, spero, se non succede niente, ma appennate, ragazzi, ecco, e niente, poi saluto sempre tutti quelli là che saranno in live dopo, come che vedo sempre che prende, siete sempre tanti e mi fa piacere. Perché se quando poi ci sono i lì e poi può essere che in settimana esce qualche altro video. Vabbè, lo spero. Scusate se io dico che poi non esce, ma io spero sempre, faccio il possibile di fare qualche altro video in settimana. Vabbè, ciao, oggi buonanotte.